Lo sciopero del 14 dei metalmeccanici l'abbiamo proclamato perché vogliamo provare a cambiare le politiche del governo Renzi. Vogliamo provare a mettere in discussione le scelte che fin qui sono state compiute, che riteniamo sbagliate, e vogliamo sostenere con quelle iniziative le proposte che invece la FIOM e la CGIL hanno elaborato per uscire dalla crisi, per mettere in condizione questo Paese di affrontare i problemi concreti dei lavoratori. Migliaia sono i posti a rischio anche nel Veneto, le aziende continuano a chiudere, interi settori strategici nel nostro Paese sono a rischio a partire dalla siderurgia. Noi chiediamo al governo Renzi scelte di politica industriale, noi chiediamo al governo Renzi un intervento pubblico in economia che sia nelle condizioni di rilanciare gli investimenti per creare l'occupazione, e la manifestazione di Milano, lo sciopero generale di metalmeccanici, serve anche a ribadire la nostra contrarietà a qualsiasi manomissione dello Statuto dei lavoratori e a difesa dell'articolo 18, che resta, per quanto ci riguarda, un diritto insostituibile per i lavoratori dentro i luoghi di lavoro, che non possono essere licenziati senza motivo alcuno. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dai diritti che vengono messi in capo ai lavoratori. Togliere diritti come l'articolo 18 significa anche mettere in discussione il grado di civiltà dell'Italia e indebolire, peggiorare la qualità della democrazia complessivamente del nostro Paese e soprattutto dentro i luoghi di lavoro.